Oggi raga non facciamo nessun progetto in laboratorio, ma finalmente vi faccio vedere una zona che vi ho raccontato troppi anni fa. Trovate il video di quando ho realizzato il magazzino esterno qui in alto a destra. Oggi vi faccio vedere perché non ve l'ho mai fatto vedere. Ad aiutarmi con me oggi in questa lavorazione purtroppo sono riuscito a incastrare Davide. Venite, vi faccio vedere solo la confusione che c'è dentro il magazzino. Non riesco a farvi vedere molto perché ovviamente non c'è la corrente. L'obiettivo di questo lavoro è tirare fuori, riorganizzare un attimo tutto il materiale che c'è, fare un mini inventario su quello che può essere cose da tenere, cose da buttare, cose da vendere, cose da regalare e riorganizzare un minimo facendo una predisposizione per l'armadio scorrevole che vi avevo già fatto vedere ormai 1 anno e mezzo, 2 fa. Non preoccupatevi, anche quel progetto lì lo finiremo. Mattinata lunga, cominciamo a svuotare tutto. Raga, c'è una confusione di cose ammucchiate da anni. C'ho lo scooter, le bici, materiali, sughero. C'ho anche un'insegna di un birrificio che magari c'è un inverter che non so da dove arrivi, o un forno. È una roba lunga qua, svuotare tutto, ma va fatta. Questo sicuramente è da tenere. Facciamo un angolo attrezzi. Fai un angolo attrezzi, ti ringrazio. Raga, separarsi dalle cose, capire cosa buttare, cosa tenere, come organizzare quello che devi tenere. Mi piace, sì, bellissimo, però che ansietta. Andiamo veloci adesso. Robettina che ho trovato, progetto vecchissimo, vi metto qualche clip. Questo qua era di un mobile che stavo facendo per trasformare una barca in un mobile per un bar. Praticamente poi avevo tenuto la seduta che si apriva, infatti qua ci sono gli interruttori che facevano partire le luci a LED, roba strana che adesso va spaccata e mi riprendo solo le luci a LED ovviamente. Wow! Questo è il mio vecchio zippetto. Questa è una bella tega. Questa è una bella tega. Ora bisogna capire come tirarlo fuori. Dovresti provare a metterlo in moto però. A parte, eh? Dici? 100%. No! Dovevo aspettarmelo comunque che si arrugginisse. Tutto vuoto! Che storia! Tutto libero, liberato tutto. Erano 5 anni che qua non ci mettevo piede e non facevo cose. Direi che c'è dello spazio per sistemare e organizzare al meglio le cose. Altrettanto qua fuori, disastro più totale. Praticamente discarica a cielo aperto. Allora, situazione generale, prima abbiamo finito di smontare, di svuotare tutto, abbiamo fatto qualche bancale con le robe da tenere che per ora abbiamo posizionato qua. C'è ancora lo spazio per l'ultimo. Queste sono tutte cose che adesso regalerò, sono materiale che alla fine non ho mai utilizzato. Farò una bella storia adesso che chi può se lo venga a prendere tutto, e il resto fuori è un po' da tenere ma la maggior parte è da buttare. Indubbio dire che senza il buon Davide non sarei riuscito a combinare uno straemerito cazzo oggi. Andatelo a seguire, vi lascio il suo tag qua sotto che fa dei progettini molto fighi. Raga, primo carico fatto, accidenti. Tonnellata di roba. La situazione è che ho sistemato tutto qua, ho spostato tutto qui, tutto qua sotto. Questa adesso è libera, quindi l'ho messa, stavo facendo un po' di pulizie. Madonna raga, che caldone, sono veramente distrutto. In laboratorio disastro totale. La situazione è questa è tutta roba da regalare. Ho già fatto delle storie su Instagram. Questa è roba da tenere e l'ho divisa in 4 bancali, un altro po' qua. Ho messo il mezzo e vi siete particolarmente agitati per lui su Instagram, vi devo dire, e un po' mi avete fatto risalire la scimmia di rimetterci le mani, ma facciamo una cosa alla volta. Per oggi chiudo, passiamo domani. Ok, arrivati a questo punto che è tutto libero e sì, mi sono rasato la testa e tagliato la barba, troppo strano. Passiamo oltre, devo andare a chiudere con la schiuma poliuretanica. Ho preso questa qua Saratoga, no sponsor ovviamente, la schiuma normalissima. Devo andare a chiudere al meglio che posso tutto là sopra, soprattutto sotto, e diciamo fare una impermeabilizzazione. Adesso quando metto la schiuma
dovrebbe stare, porca boia, dovrebbe stare tutta dentro, messa per bene. Ora invece devo andare a realizzare i pannelli per andare a coprire quelle aperture che avevo lasciato quando ho costruito la tettoia. In realtà all'epoca avevo pensato che avrei fatto delle finestre o qualcosa per far entrare la luce. Spoiler, non ho mai fatto niente e non serve niente. Per cui recupero degli scarti di USB che ho trovato dentro la tettoia e dei listelli di abete da altre lavorazioni e faccio questi semplicissimi pannelli che per fissarli utilizzo i groppini sparati in tutti i lati più la schiuma poliuretanica per andare a riempire gli spazi vuoti. Ok, allora, pannellino per chiudere fatti, messo la schiuma, tappato gli eccessi. Ora aspettiamo che si asciughi un attimo tutto. Deve arrivare Ezio che mi aiuta a spostare le robe ovviamente pesanti. Una volta asciutto si taglia tutto e poi si porta dentro tutto quello che manca. Ci siamo, ci siamo. Ok, abbiamo messo dentro i primi scaffali per capire la configurazione e questa qui ci sembra la configurazione apposita per oggi, nel senso che tanto c'è il progetto degli scaffali, quelli su binario da mettere, verrà rifatta questa cosa qua, ma per ora va bene così. La situazione è appena entrati questo rack con 3 colonne da 4, qua come avete visto abbiamo messo quello che c'era in lab e qui abbiamo messo un altro scaffale. Avanzerebbe ancora quello che c'è là fuori, però non penso di montarlo adesso, non so neanche se lo utilizzerò quello lì. Ora cominciamo a disporre un po' tutte le cose dentro, quello qui sarà bella lunga e bella faticosa. È successo, ce l'abbiamo fatta, campioni, che campioni, Olly e Benji. Ok, arrivati a questo punto, mensole montate, più o meno tutto è stato messo, c'è da fare ancora qualcosa. Qua l'ambiente è messo in questa maniera qua e lo apprezzo molto perché è stato veramente tutto calcolato al millimetro. Quello che manca ora è fare un mini impianto elettrico. Metterò 2 plafoniere come vediamo qua sotto, una messa in questa maniera così illumina bene questo scaffale e dietro, e un'altra messa di così che illumina di qua e di là. Tutto comandato con semplicemente un sensore di movimento, molto facile perché non voglio avere troppe rotture di palle, interruttori, tira, tubi, canaline, robe. Semplicemente corrente che arriva, sensore che accende, tutto qua. Ok, ora l'ultima chicchetta è bloccare il cavo qua sopra. Per bloccarlo ho stampato questi portacavo con fascetta, ok, quindi non il collare classico che si innesta, e ci ho incollato con la cianocrilica un magnete. Il discorso qua è semplicemente vedere 1, 2, 3, secondo me sono sufficienti. Metti sposti dove ti servono e voilà, e rimane su. So già che me lo chiedete, per cui trovate il link per scaricare il modello qua sotto in descrizione. Per alimentare le 2 plafoniere qua, ovviamente, siccome qui non ho la corrente perché non l'ho mai tirata, ho fatto un impianto off grid. Utilizzo questa centrale elettrica della All Power che mi ha dato da testare, molto carina, che fa andare tutta la questione qua. Vi faccio un attimo una panoramica perché è veramente carina e ben fatta. Qua davanti abbiamo 4 prese Sciuco, accendisigari
12 volt, gli attacchi ovviamente USB classici con quelli Type-C che sono a 100 watt, interruttore per accenderlo, interruttore per fare corrente alternata, interruttore per fare la corrente continua e come vedete c'è il tastino Bluetooth, il che vuol dire che è controllabile anche dall'app che potete scaricare dal QR code sulle istruzioni, che vi fa vedere esattamente gli stessi parametri e interagire con questi due tasti fisici qua. Abbiamo l'attacco XT60 che serve per connettere i pannelli fotovoltaici e questa che non ho ben capito ma dovrebbe essere una presa per i van o le roulotte. Infatti questo qua è un modello un po' più potente per questo tipo di utilizzo. Power station che fa andare un carico fino a 1600 watt con un picco di 2400. In pratica potete far andare qualsiasi cosa, figurarsi far andare due lucette più delle prese qua in giro qua sotto. Arrivati a questo punto che l'impianto è stato fatto, tutto è stato chiuso, tutto sistemato, abbiamo messo la nostra centrale qua. L'ultimo passaggio è fare un buchetto là dietro e andare a installare i suoi pannelli fotovoltaici, che questi sono molto potenti perché fanno 400 watt. Ho ordinato su Amazon questa prolunga da 5 metri per i cavi dei pannelli fotovoltaici. C'è un buchetto, facciamo passare tutto e abbiamo chiuso, raga. L'impianto è tutto automatico, tutto autonomo, dovrebbe venire proprio una bella tega. Ok, foro del 20 e dovrebbe passarci tutto. Ok, pannelli sistemati, ho raccolto i cavi qua dentro, passano e vanno là dentro. I cavi arrivano precisi e puliti, funziona tutto alla grande. Vediamo adesso quanto si carica. Ok, arrivato qua il cavo scende, lo faccio passare qua dietro, qua semplicemente vado a collegarlo. Parte automaticamente da solo, ottimo, vado su sistema e vediamo a quanto arriva di potenza, considerando che non sono inclinati, sono perfettamente piatti, il sole non è ottimale, quindi si può ottimizzare la cosa, ma io li lascerò piatti in questa maniera. Arrivati a questo punto, ragazzi, sono circa 10 giorni che ho finito i lavori all'interno del nuovo magazzino esterno con l'impianto off-grid. Devo dire che è troppo bello avere tutte le cose in ordine e soprattutto finalmente avere la corrente qua dentro. Ve lo faccio vedere in breve. Quando entri c'è il sensore là sopra, si accendono le luci, parte la nostra centrale, come vedete adesso sta consumando 180 watt, staccato i pannelli perché comunque è al 100%. Vi spiego brevemente come l'ho organizzato. Allora all'inizio qua le biciclette, perché è la prima roba da prendere e uscire. Qua ho messo due mensole usando degli scarti che avevo, che non sto troppo utilizzando, però là sopra ho messo gli accessori della macchina, degli ombrelloni, questa è libera e qui c'è l'accessorio del tornio, quello copiatore. Qua sotto ho fatto, visto che è roba pesante, materiale da edilizia, questi non sotto così non li alzi ma sono più o meno all'altezza braccia, quindi è più facile prenderli. Qua del cartone e lì sopra principalmente roba che non viene presa quasi mai, visto che è davanti alle mensole, non è così pratico. Sono molto contento che siano rimasti liberi questa fila centrale qua, questi tre ripiani più o meno, e qua cose che non utilizzo così spesso, ovvero l'insegna. Questo qua è pieno di cassette che ho recuperato per fare dei progetti, pieno di robe radiocomandate, tessuti, un po' di bottiglie, compressori vecchi, altra roba. Questo qua ve lo ricordate perché era in laboratorio, e là sopra ho messo degli attrezzi che non utilizzo più le scatole. Mentre tutto questo rack ha tutte attrezzature per impianti elettrici, quindi tubi, scatole di rilevazione, quadri elettrici, cavi, altre cose. Ho segnato poi cosa c'è dentro. Qua stessa cosa, c'ho principalmente tutto un reparto di luci. Qua dentro ci sono tutti i motori 230 e là dentro è roba mista che sono andato a etichettare per mettere, per esempio qua sono i ricambi dello scooter, qua tantissimi caricabatterie, una chitarra elettrica, qua ovviamente la centrale elettrica perché è collegata così molto facile. Qui sopra ho fatto un piccolo ripiano per queste lampade che mi aveva regalato, che sono profili di alluminio estruso, altra roba infilata dentro questi tubi di cartone, e qua a fianco ho lasciato un po' di spazio così dei pannelli o delle robe le posso infilare. Non potete capire quanto per me sia così bello vedere l'ordine qua dentro, ma nella zona qua fuori esterna purtroppo il caos regna. Questa sarà una seconda puntata in cui mi metterò e sistemerò tutta la questione, non adesso perché devo occuparmi dell'appartamento e di altri lavori che ho in programma, ma vi invito a seguirmi su Instagram perché molto facilmente materiali che ho qua fuori, che ho per lo più legno, ve li regalo come ho fatto per tanti materiali svuotando questo magazzino. Quindi raga, dal magazzino esterno è tutto, vi invito
invito a iscrivervi al canale perché più del 70% di voi non è iscritto e questa cosa mi fa imbestialire, per cui schiaccia quel pulsantino lì che mi aiuti a continuare a fare questi contenuti gratis. Come sempre io vi ringrazio per il supporto e ci vediamo il prima possibile in un nuovo video.